Un nuovo duro colpo all'emittenza televisiva locale nel testo della legge di stabilità. I fondi per il sostegno a queste realtà sono stati ulteriormente ridotti. Nel 2008 erano 128 milioni a livello nazionale, ora ne sono rimasti appena 30 da suddividere per circa 600 emittenti, una media di 50.000 euro all'anno. E il Veneto si trova, come sempre, penalizzato rispetto ad altre zone del paese, nonostante sia la prima regione per fatturato delle emittenti locali circa 100 milioni di euro l'anno. I finanziamenti pubblici rappresentano appena il 13% della quota nazionale. La riduzione dei finanziamenti, sostiene il presidente del Corecom Veneto Alberto Cartia, è un errore madornale che si tradurrà in maggiori costi per lo Stato. Se io, Stato, tolgo il sostentamento in base alle leggi istitutive, la 448 del 98, di dare una possibilità alle emittenti di poter usufruire di questo sostegno e viene meno, in un momento così difficile, evidentemente che si ripercuote un problema occupazionale. Il problema occupazionale ha bisogno di ulteriori risorse, sempre da parte dello Stato. Saranno ancora di più, sostiene Cartia, i soldi che lo Stato dovrà spendere per gli ammortizzatori sociali legati alla crisi del settore, come già avvenuto anche in Veneto. Mentre il presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato ha ricordato come il mondo dell'emittenza locale sia un settore strategico della comunicazione che andrebbe sostenuto e accompagnato nella propria offerta di qualità. Come regione non abbiamo a disposizione le stesse risorse dello Stato, spiega, ma abbiamo provato a fare la nostra parte con una legge attualmente al vaglio della Commissione. Col nostro progetto di legge vogliamo effettivamente dare un aiuto, innanzitutto stabilendo dei principi sull'equo compenso per quanto riguarda gli operatori, cioè i dipendenti, i giornalisti e quant'altro, e dal punto di vista di dare un contributo proponendo di detrarre dall'imponibile dell'IRAP i costi per il personale che viene assunto a tempo indeterminato.